Sono Gabriele Gei e abito a Ponte nelle Alpi, un comune in provincia di Belluno. Per me fare musica penso sia abbastanza comune, però è il creare un'atmosfera e dare la possibilità a delle persone di sintonizzarsi sulla stessa energia che io propongo con la mia selezione musicale, e quindi penso che sia bellissimo vedere che si crei comunque una cosa, un tutt'uno tra il DJ e il pubblico, e questo credo sia fantastico. La mia passione posso dire che è nata veramente da piccolo, perché mio papà era un DJ quando era molto giovane, quindi sono sempre stato influenzato sin da piccolo comunque a questa idea della figura del DJ e avevo musica comunque sempre attorno in casa. Si è concretizzata a 12 anni quando ho avuto la mia prima console. È stato abbastanza difficile all'inizio perché era molto, come dire, era più che sia difficile per me cercare di imparare. La fortuna è che avevo il maestro in casa che poteva insegnarmi. La cosa è che però si divertiva più lui e io non riuscivo a fare niente. Però dai, pian piano sono riuscito, mi ha aiutato molto a creare un momento di distacco e man mano la passione è cresciuta sempre di più e alla fine poi sono riuscito comunque a crearmi il mio spazio e a imparare. Il mio sogno come artista è quello di poter viaggiare e portare la mia musica e quello che sono io a più persone possibili nel mondo, e credo che sia fantastico comunque creare delle connessioni con persone che non si è mai visto, e la cosa più bella è vedere delle persone contente, vederle ballare, e questo è quello che unisce di più tutti quanti, secondo me. L'artista che mi ha ispirato di più sin da giovane è Sam Paganini, perché comunque è un DJ del posto, del luogo dove sono anch'io. All'epoca insomma frequentava la compagnia di mio papà, si conoscevano tutti, e vedere adesso dov'è, che è un artista internazionale, e pensare che è partito da una realtà piccola come questa, e comunque questa cosa mi ha sempre preso e mi ha sempre dato l'ispirazione e la motivazione di continuare a poter fare e pensare che anch'io magari in un futuro potessi raggiungere o posso raggiungere delle cose simili. Oltre a lui comunque mi piacciono molto artisti che hanno una linea musicale berlinese, quindi direi Ben Clock, come Marcel Dettmann, Oscar Mulero. Mi piace molto la loro determinazione, il loro rigore musicale, comunque sono sempre molto coerenti con la loro selezione, e questo è quello che mi attira come da poter insomma inseguire questa cosa e poter essere come loro. Il messaggio che voglio dare è quello che abitiamo in un posto bellissimo, credo che si stia muovendo una bellissima realtà qui attorno, ad esempio mi viene in mente il Museo Burrell, che comunque ci dà lo spazio a me, Marco Zangrando e anche tantissimi altri artisti di poter esprimerci in delle serate, e quindi credo che la cosa più bella sia quella di creare più connessioni possibili con la gente del posto e proporre la nostra musica a tutti quanti e farla conoscere per portarla in alto.